nella giornata di oggi passiamo a vedere. E vabbè, sarà Crucchi. Ah no, italiani. È strano. Quella tenda. Sappa la multa dopo. Comunque, Tosati. Non passa un caso del nessuno. Beh, l'altro giorno erano passati che gli hanno dato la multa. Cioè, ti risparmi andare in campeggio secondo me come skate, piuttosto che fare la multa. Vabbè. Sì che non è niente da male di fare van life, però se io messo una legge. Se non è possibile, cazzo, tipo vabbè, quel che lei io come cavallo roba, non censura il nome. Ma vabbè, a parte tutto, vabbè, il concetto è avrebbero anche ragione, però se sanno che prendono la multa non sono molto furbi, insomma, ecco, quello è il concetto. Che dopo la multa sia ingiusta è un altro discorso, però intanto gli acciappa, quindi te Simona se te va a fare van life dove che sai che prendi la multa. Ma perché ti dici che sei giusto? Cioè, ma cosa fanno di male, poritti? C'è che averta una tendina là, cioè. E una volta con le macchine andava in spiaggia e faceva i picnic e tutto quanto. Comunque ragazzi, quello che volevo dire prima è che stiamo andando a vedere la famosissima strada del Ponale, che è una strada panoramica sul lago di Garda. Guarda Giacomo, se un giorno vuoi facciamo un salto qui al lago, vedi c'è questo museo della preistoria che fuori ha anche le casette di una volta, vedi? La preistoria. Prova a immaginarti mi col camper ieri che goduria qua con Pulmin, cioè proprio una goduria, guarda, estrema a fare ste strade, per quello ti ho detto sì è fattibile come la strada del Triglav, però che se ste robe sì, sta attento a pareti e tutto quanto, come femo. Dai freno, dai, cazzo adesso sto ripompando, oh eccolo dai, che adesso sta prendendo il freno. You can't see his blood, it's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me, now I'm drowning in the flood. You see I've always been a fighter, but without you I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. Always, I'll be there till the stars don't shine, till the heavens burst and the words don't rhyme. I know when I die, you'll be on my mind, and I love you always. Now your picture's there. Allora, questo era uno dei miei percorsi più temuti per il discorso vertigini, però devo dire che il fatto delle murette e degli steccati, e insomma la strada è larga, quanto sarà larga? 3 metri? Bello! A te faccio una foto qua. Yeah, when you say your prayers, try to understand. I've made mistakes, I'm just a man. When he holds you close, when he pulls you near, when he says the words you've been needing to hear. I wish I was him, but those words are mine to say to you till the end of time. And I will love you, baby. Always, I'll be there forever and a day. Always. No, io viaggiavo a caso una volta quando avevo in macchina in moto, cioè non dicevo vado a vedere questo, vado a vedere quello, io vado. Vai dentro qua. Poi come l'ultima volta che ne para fora. Siamo alla notte.
Te vedi la signora, non si può entrare con le bici, dai, sul serio, veramente signora. Ah, ma sicuro che mi entro qua con la bici e no volte. Beh, ma è veramente bellissima Riva del Garda. Per il momento mi azzardo a dire che non ci sono mai stato, poi se più avanti vedo qualcosa che mi ricorda, ma quando c'era stai prima? Guarda, come senso l'orientamento, che c'è una roba incredibile. È già difficile capire se tu parli con me o se... Con tutti e due, perché cioè, i tutte, si T e le sto qua, le tutti, Dio caro. Gira destra. Cos'è ste robe? Mosconi da corsa, pare che spettacolo. Fa tanto tipo Miramare, no? Se più bello di Miramare, veniamo anche a Miramare. Stupendo, stupendo, mi piace. È multi ambientazione. Nel senso che c'erano i sentieri del Wild che abbiamo fatto l'altro giorno, poi c'è la parte turistica, la parte lago, la parte panoramica. È bello così. Che ciuccio è andare a fare. Qua è abbastanza più bassa, qua tocchi rispetto al lago di Ledro, quindi un po' più tra virgolette balneabile, tra virgolette, nel senso che uno vuole riposarsi a mollo può, poi si vuole nuotare dove non tocca va. Ok, allora facciamo sto aggiornamento tecnico turistico, no? Che praticamente descrive questa roba che te mega dito. Che c'è tanto più freddo qua rispetto a Ledro. Ah, e in più come il discorso Va subito a picco anche qua. tranne sta pezzo di spiazzetta ma qua. Perché c'è il sarca che viene dentro, l'affluente. La sorta che viene dentro. Spine! Voglio fare un riassunto prima che mi dimentico. Allora, la strada non è per nulla impegnativa in e-bike e credo che per il discorso vertigini non c'è problema per nessuno, perché insomma la strada è larga, eventualmente ti attacchi alla montagna, quindi secondo me io mi azzarderei di dire che è proprio per tutti, insomma, dai. Se non sei beo qua. No. Mi so beo, Dio caro. Ai 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 ai. Ah, dolore. Dolore ai piedi. Aia, Sashi. Ai mona. Cioè, fredda ma non ghiacciata, quindi devo dire senza che lo scinta è piacevolissima. Ma vabbè, lo fermo, guarda, non ho problemi. NordVPN. Sì, beh, ho detto di no che oltre a NordVPN, ma adesso parte perché cazzo me ne c'ava il NordVPN? Da come che ne parla tutti del NordVPN? Ma perché che dai Sky? E che dà un bel fiato di Sky. Vabbè, che se ne c'ava di Sky, ma c'era di parlare del discorso dei video del Pornhub. No, lei dice, ma perché un giorno te parli su? Perché parliamo che non ho problemi, non mi vergogno. Allora, io ho detto, cazzo, con tutti quei milioni di video che ci sono su Pornhub, è sempre tose tutte diverse. Quindi che se milioni di puttane in giro per il mondo. Quindi chissà noi camminando quante ne vediamo e non sappiamo che gliel'ore. Cioè, perché sarà da qualche parte, cosa fanno? Le mettono via, cioè gli mette dentro un armadio? Manca il dettaglio che in genere non te vedi quelle più famose, no? Cioè. Sì, no, vabbè, a star quelle più famose tipo Malena, eccetera, che all'età ossea anche gli hai so numero di video, ma lasciando perdere loro, quei normali ne ha milioni e milioni di tose, quindi vuol dire che qua di sicuro su mie persone che sarà una decina di puttane qua, per matematica niente, lui non le convince sta roba qua, mi sì, le da anni che mi impunto. Allora, a conferma la signora qua ci racconta che anche in Corsica come nel sud, in quella spiaggia lì alla Croazia che adesso non mi ricordo, ti spaccano le vetrate e ti tirano i sassi per farti andare nei campeggi.
oppure perché te stai in tie bike e te hai il camper. Guarda, una statua e una musicassetta, perché qui ragazzo siamo nel Ledro Land Park, praticamente c'è sto bellissimo bosco, guarda, con tutte sculture di legno, ok, che le trovi lungo il cammino, è molto bello e rilassante. Però detto in modalità Instagram. Ma lo sapevi che a 2 passi dal lago di Ledro c'è un incredibile percorso con delle statue pazzesche? Io nato. Vabbè, io sono bella fissa andare fuori a percorso, aspetta che mi ritrovo, dovrei essere qua. I mucchi di sassi, bello, è molto bello, molto grande, puoi andare un po' dove vuoi. Cioè io ora sono uscito dal percorso principale, ne sto facendo altri. Il signotto. Ah, che gentili, grazie mille. Ah, Singano, dove sei tu devo andare? Non so. Singano, te hai sentito i rumori? Sì, sta calmo, sta tranquillo. Sa solo che qualche orso, qualche vipera arriva, caro. Mamma mia, quante emozioni questa bici. È proprio, no, emozioni nel senso cose eclatanti, tipo a livello bungee jumping, no, quante emozioni nel senso, quante cose belle ogni volta da esplorare lo statrapo e addio. Ora di pranzo sto facendo un anello trovato su Komoot, no, per insistere sempre con sto Komoot, ma è l'unico social network utile dove almeno oltre alle foto ti trovi la traccia che uno ha fatto, quindi la ti va automaticamente nel tuo Garmin, oppure usi il telefonino se non è un Garmin, è la stessa cosa, anzi meglio dal telefono, e navighi, cioè ti fa fare proprio dei tracciati che non esistono su Google Maps e quindi non ti perdi niente, fai lo stesso tracciato che ha fatto il tipo che l'ha condiviso, hai capito? Il paradiso di bike, sup e canotti, cioè ci sono tra virgolette un disastro di ciclabili, nel senso che anche questa è una delle tante ciclabili, però si può passare chi è autorizzato in auto, tipo chi abita, che ha scelto di abitare in Culonia piuttosto che il trattore, hai capito? Ah sì, ci sono noleggi di bike. Le trincee della guerra, vedi? Passiamo alla presentazione dei ragazzi. Sulla sua Vertigo 300, Edoardo Brusatin. Da Brescia, non c'è più la moglie, possiamo dire sex symbol. Rovinoli. Ok, andiamo a divertirci. Non lo so, se all'inizio di questo sentiero c'è scritto attenzione pericolo orsi, forse una cosa intelligente sarebbe girarsi. Sì, forse io non devo assolutamente dimostrare nulla a nessuno, posti belli ce ne sono, cioè fa un po' la tentazione di andare avanti a scoprire, un po' la tentazione di vedere se c'è o non c'è, e quando sei da solo si amplifica tutto. Sì, vedi, ogni rumore ti caghi addosso, dai. Ecco, vado da qua che ho più campo visivo, cioè vedo il tempo, mi giro, mando il culo e via, ciao. L'orso fai 50 all'ora, Singano fai 55. Mi diceva un local che effettivamente gli orsi sono tanti, è un po' fuori controllo, però ho detto almeno vabbè, finché stai qua c'è altra gente, ormai mi giro e faccio una corsa, dai. Io non so resistere a sti posti, cioè, mi piacciono tantissimo ste robe, solo che di solito scarso sempre per il discorso all'orso, e qua può essere che veramente è l'orso. Mi pare proprio, aspetta che mi fermo un attimo, che stessa situazione che ho visto in quel video che era i due tipi in mountain bike, che l'orso esce che corre drio, solo che loro erano in due, mi sono in uno, quindi ho il 100% di probabilità che mi mangi. Ciao, sono tornato indietro. Spacco tutto, era vabbè il freno, non il freno al posteriore, vediamo martedì cosa c'è, e ho spessato il manubrio, adesso vedo di scurtarlo e di combinare qualcosa.
Sì, direi decisamente di sì. Ho appena guardato su eBay, il mio manubrio costa 92 euro, cioè uno in carbonio costa 3 volte meno. Va bene, dai, non stiamo a parlare di MBC, parliamo di Van Life. Vedi, questi qua i miei vicini a 3-4 giorni, queste qua le mie barette, e qua abbiamo un vicino nuovo di Van Life. Ok, no, non ho rotto il manubrio, prima era uscita un po' la manopolina e si è spezzata la manopolina, quindi il manubrio, vedi, è perfetto, anche perché insomma quelli della Spenca dovrebbero essere indistruttibili, sono quelli proprio da enduro. Domenica pomeriggio stanno finendo tutti di fare la Van Life, quindi si sta liberando un po' il tutto. Mamma mia, cosa che mi sono inventato stasera. Allora, schiacciata napoletana con una salsa singano, che sarebbe salsa rosa con l'origano dentro, e carote grattugiate fine, tutto dentro a schiacciatina, e il cadavere di vacca. Beh, e un fieto di olio di oliva e un fiato di pevare grattato che non posso riprendere perché mi serve domani per grattare il pevare. Pevare is pepe, pepper in English, black pepper, per preciso. Vedi tu, sui menovi, vedi tu, pepper, li hanno scritto. Mamma mia, guarda che spettacolo di schiacciatina. Magari ho un vicino, l'indeciso, aspetta, perché non mi pare tanto in grado. 20 manovre per entrare, anda su e zo come a piede del beat a Franco, anche a lui. Dimmi Franco, dimmi, parla, dai, dimmi. È timido, non parla.